Patriarca Immacolato di Gesù, custode amato, casto sposo di Maria, proteggete l'arma mia, e 10.000 voti la damo a San Giuseppe, la damo a tutti loro, Maria Giuseppe lo Signore, e 20.000 voti la damo a San Giuseppe, la damo a tutti loro, Maria Giuseppe lo Signore. 30.000 voti la damo a San Giuseppe, la damo a tutti noi, Maria Giuseppe lo Signore. 40.000 voti la damo a San Giuseppe, la damo a tutti noi, Maria Giuseppe lo Signore. 50.000 voti la damo a San Giuseppe, la damo a tutti noi, Maria Giuseppe lo Signore. 60.000 voti la damo a San Giuseppe, la damo a tutti noi, Maria Giuseppe lo Signore. 70.000 voti la damo a San Giuseppe, la damo a tutti loro, Maria Giuseppe lo Signore. Patriarca Immacolato di Gesù, custode amato, casto sposo di Maria, proteggete l'arma mia. Sì, sì. Mangio i santi. Adesso? Sì, sì. E allora perché ti ho detto di venire? Buongiorno, ciao. Buongiorno. Come va? Buongiorno. Buongiorno. Signora, lei si occupa della tavolata? Sì, sì. E per l'associazione culturale? Sì, io faccio parte dell'associazione con Paolo. Sono vicepresidente, dai, mettiamo anche le cose. Sì, Come si chiama l'associazione? Associazione Valguarneresi nel mondo. Quindi già era pronta la tavolata fin da ieri? Sì, si completa prima delle 5, deve essere pronto. Dopo le 5 non si può mettere più niente sulla tavola e non si toglie niente. Perché? Perché così dicono, la tradizione ha tramandato questa storia, quindi noi eseguiamo la tradizione, si prepara tutto, non si tocca assolutamente niente, perché altrimenti San Giuseppe, così. E quando si cominceranno a toccare le cose? Allora, adesso fanno la benedizione San Giuseppe, che è rappresentato dal nostro amico Vincenzo, che anche lui fa parte dell'associazione. Fanno la benedizione, dopo di ciò offrono qualcosa ai padroni di casa e poi si aprono le porte al pubblico. Sono di disturbo in questo momento? No, per carità. Posso appoggiare questa lavagna? Che bello! Quindi uno rappresenta Gesù Bambino e l'altro la Madonnina. La Madonnina e San Giuseppe. Iniziamo? In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Iniziamo nel ringraziare tutte le famiglie che hanno collaborato per realizzare questa bellissima tavola, con questi bellissimi prodotti che serviranno alla gente per benedizione. Ringraziamo tutte le persone che anche che sono fuori con anche un piccolo contributo ci hanno sempre aiutato, tra cui la famiglia Gullino. Nel frattempo ricordiamo anche tutti i papà, perché oggi è la festa del papà, li ricordiamo pregandoli affinché possano trovare un lavoro, affinché si possono anche rivolgere sempre verso il nostro patriarca. Quindi, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Per tutte le mamme, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E nel ricordare anche i papà che non ci sono più. Eterno riposo, dona loro, Signore, splendi ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. De benedizio Dio Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che bello, col ramo d'ulivo. Alzati, Alzati, fatti. Allora, iniziamo con Gesù Bambino a fare la benedizione. Le manine così, così e questo così. Avanti. Benedetta la cena. Benedetta Maddalena, benedetta tutti quanti, o Padre, o Figlio e Spirito Santi, a quando c'è l'Angelo Santo, o Padre, o Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ora andiamo con te. Vieni, avanti. Benedetta Maddalena, benedetta tutti quanti, o Padre, o Figlio e Spirito Santo, a quando c'è l'Angelo Santo, o Padre, o Figlio e Spirito Santo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Viva San Giuseppe! Viva San Giuseppe! Allora. E quelli che sfilano in piazza sono bambini, c'è San Giuseppe al solito. Quelli con alle 11. Senti, qua sono io. Avanti, non vergognare. Viene meglio con questo. Forse è meglio. Grazie. Vediamo, penso che uno di questi bianchi deve mangiare. Metto qua così, così ci viene la tavola. No, mi sto togliendo. No, ci voglio vicino. Allora arrivano questi vero già video. Prima di iniziare prendiamo un pezzettino di pane che servirà alla persona più anziana a portarlo a casa per la benedizione. Un tempo si metteva nei campi per far rivigorire i campi. Ah, ecco, però Più anziana. e Valguarnera ci ha ratificato. Ora venendo ho visto questi campi verdi. Certo che stanno finendo. Bellissimo. Allora. Avete fatto bene a fare di fronte. E questo invece di chi è? Gesù Bambino, allora, prendi questo pane e lo dividi a chi vuoi tu. Tutti e due. Avanti. Prima tua. Ma questo avrà più di un secolo. Grazie Avanti, Salvatore. Fatima, dallo a chi vuoi tu. A sua mamma. Ho indovinato. Allora, vai. A tutti. Certo, hai visto che arrivavo così. Paolo dove ce lo siamo persi? Ma con Paolo arriva tutto. Aveva le auto. Vedi 2 autobus. Sì, è pieno, così. Che ieri non avevo tanto. Sì. La tradizione del sale che si mette tutto piatto, senza filmare, sta filmando. No, non ti preoccupare, è una testimonianza. Ecco, si mette questo sale nel piatto e l'indomani mattina si guarda se San Giuseppe è passato e ha benedetto la tavola. E infatti si vedono due piccoli segni qua, perché il sale lo abbiamo livellato noi ieri sera. Sì. Col contralluce non si vede, ma messo così. Sì. Ci Non sono so dei se- piccoli segni. sì. Ciò significa Che San Giuseppe è passato e è contento della questa- nostra fede. Sì, che tra l'altro è dedicata a lui stesso. Siamo qua. Io voglio l'affetto. Bisogna vivere il momento.
Che vuoi più? Che vuoi? Con Silvana alla casa. Non mangi carne? Poi c'era il campo dietro, sport, del mattino, li vedi le cose. Vi presentiamo con gioia, Signore, i nomi della redenzione eterna. Concedi a noi di venerarli con fede. Non c'è bisogno di Auguri. Con i sacchi o... Allora, con i sacchi li mettiamo qua laterale. Oppure qua sopra e poi li spostiamo. Non possiamo far andare, ci mandano dei sacchi? Sì. Ora vado più grazie. Senta Pietro Auguri. Coltellino, qualcosa? Sì, Grazie. il coltello c'è. Non ti fare male. Piano piano, un minuto più o meno anche genere. Eccolo sotto, quello Dallo al Signore. Grazie. Dallo al Signore. Grazie. misericordia e perdono ad una donna che avevano portato da lui gli scribi e farisei perché la condannasse, e invece Gesù la perdona, ma non solo la perdona, ma la mette nella condizione di vivere da quel momento in poi nella verità, che è da una parte la constatazione che Dio è misericordioso con noi e che quindi ci accetta come siamo, e anche se la nostra condizione è quella di peccatori, tuttavia il Signore ci ama, e ci ama in maniera oltremodo
senza condizioni, non ci chiede perché noi potessimo essere perdonati di so. Allora, come verdure c'erano i cardone i cardone erano friute, tutte cose friute. e fave bugiute. E fave bugiute, perché ce n'è le budine a notte qua a pasta, Sì. fave e cece. Oltre a queste cose che c'era il vino e poi i dolci. Certo, ora ci sono i dolci, ora vai a vedere un signore, che mica si stanno bene, ci guardano una sfinge, ci guardano un buffet, pigliano la dolce e ciao. Se ci vai a fare un po' io non un po' dolce. Ma danno che c'è, che dolci c'erano tanto? I sfingi. I sfinge, ma non c'è, mica un dolce. No, va bene, no, volete parlare. Quando era vivo non ce la concedevano, ora per morto ce lo consegnarono. Sul ponzongo di croce Dio pennea, e in razza di Maria che riposava, per tua preghiera divino consata, per fine due che ti aiutava la buona sorte. Uomini e donne, sentite ste parti, che quello sente ce ne pare forte. Stateci accorti che Gesù su parte, con la croce in guardo e balla morte. Morte ci dia tramonte gravano al nostro Gesù Cristo Nazareno. Ora diciamo la parte di San Giuseppe. La cena circondata esattamente, dei pani e beni ce la preparava. San Giuseppe era questo che chiamava, e tutti i 13 presenti furono, e il nobile da questo le parlava. San Giuseppe solo rispondeva, mangiate l'ume core immacolato, vedete l'ume sangue consacrato. E di questa che è l'ultima parte, lo sposo di Maria e San Giuseppe. San Giuseppuzzo si usa una pena, con l'intenzione di serrare lo travo, si piglia l'ascia, la serra e lo filo, e usa santo figlio per le mani. E se ne va dallo bello giardino. Oh padre, quando mangeremo? Cammina figlio, che via ne avemo. Quando arriviamo allo bello giardino, ne facciamo la croce e poi mangiamo.
Ciao, e poi parli il tempo. Oh, ma tu sarebbe diverso? Facci le ali, il petrofino. Primo piano. È stata ancora una storia. Mia moglie. Un senso di pietà, inopportuno mano, volete che ti salvi, tu ce l'ho messo mano, o devi per sangue, che del versante manda, e non è inesorabile in quello che comanda. Ma il cuore Dio ripugna, invano certo l'empio, che offrisse nella storia un si crudele sempre. Politica, pietà, permette in un momento, recide dallo Stato, ti spreme il fondamento. Immolati tante vittime, dagli anni in su mattino, quei fiori nati appena e morti in un giardino. Perché con tanto sangue, fossero solo in pelle, nemico del sovrano, nemico di Israele. Quando con gli occhi molle sparsero il fiume al vento, il petto percotendosi, tutta Gerusalemme s'assorbono deluse le madri di Betlemme. Io vedo una donzella con un barcoletto in braccio, quant'è modesta e bella. La scorta, un vecchio grato, che dai balzi ai sassi può trascinare appena i suoi marsicuri passi. Dall'alto suo contegno qualche ravolga il mento, dal generale Cidio sottrappa l'innocente. Olà,
venisse Sevasi, il sanguinoso incarico, è inutile aprire alla pietà un passo. Le fermate la barba alla mano, dopo ancora quel giorno lontano, che molato l'agnello sarà. Fermate